sai cos'è che mi ricordo di te, prima di cantare? Quando eri a casa, che mi chiamavi al telefono e dicevi Gianni vieni, ti sto aspettando, passiamo 5 minuti insieme. No, e io venivo da te e ti dicevo so come stai, tu stai facendo è tutto ok. Ah, tu sei stato, t'ho visto, sai cantare. Ti ricordo no? Poi tu mi dici a me, tu mi dici a me, amico mio, ti voglio dire una cosa, solo a me. Tu mi dicevi, mi piace cantare. E dicevo, Pedro Nico, ma non fammi sentire cosa canti, cosa canti. E tu mi dici, tu per me già sei importante. Sei più bella tu. E mi hai regalato una canzone di Fabrizio Ferri, mi hai regalato. E io ti dissi io, Mizio, come sai che hai una bella voce? Ma questa è storia, è verità. Questa è verità, non sono... Vedi come fa? Di che casino ha? Di che episodio? Buonasera ragazzi! Dopo le ore dici buonasera. Condividiamo tutti quanti insieme, condividi sulla pagina di Giovanni. E poi un giorno mi disse, vero è, mi ha dato un foglio, io parlo così, si scade così. Comunque nel quel foglio c'era scritto così. Quando non pensa che sto caro. Guardi com'è, è strano. E noi spalletta per questo. Ma che me? Qualche 5.000 euro sulla mia presti, diretto. No, ragazzi, però ma quando siamo a 1100, non trascurate. Andiamo, facciamo. Amici, condividiamo, scusate. Dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Sì, ma sta cosa che stai facendo con, si può dire? Questo singolo. Sì, già l'ho annunciato. Ah, già l'hai annunciato? Ma io quando lo sentirò questo brano? Lo faccio sentire, lo stiamo missando, però vogliamo annunciare la data di giorno 18 insieme, siamo importanti. Pandosiani riuniti. Ma che stiamo salendo amici, condividiamo, siamo 1300 persone. Riunitevi che il 18 aprile. Però ci dobbiamo regalare qualcosa, così saliamo, no? Siamo 1300, non sono poi. Cosa gli possiamo regalare? Una cosa bella, regaliamoci una cosa bella. Una cosa bella sono qui. Bisogna più bella idea, sei più giovane, ecco, sei più alla moda, sei più all'avanguardia. Ragazzi siamo 1400, condividiamo e vi regaliamo 10 minuti di furore. Una bomba di sesso, no, volevo cantare una canzone che non è né mia e né tua, perché poi gli sembra che noi facciamo solo per farci la pubblicità, che noi non abbiamo. Ma non ce ne interessa. No, ma faremo una canzone che tu, ma di qualsiasi, voglio dire. Dite voi che canzone volete sentire? Gianni, fai corri Valentino. Corre Valentino. Come sarai passato tu? Però questa ora c'è da allora, non mi dovrò dire tu. Nico, ma quanti ce l'hanno detto la signora Straniero? Ma sì. Oh! E pensa a te che sta lontano. Non sa come soffro per te, dopo non volevo essere, come premessa addosso che tu. A te che che canzone mi è più bella, non mi devi chiamare, non mi riunesti, non mi ascoltare tutto il da sti canzoni. Ma io non nato volessi addiventare una luce. C'è il maestro Santa Lucia. Capito? No, dice, ma che fate sempre le stesse cose? Però facciamo così. Il buon Santo Lucia non siete. Quando ci hanno incontrato. Esatto, quando doveva religioso. No, cose nuove che ancora non sono neanche nate. Questo coso, non lo certo, come no? Vieni, tocca un tasto, però no, che tocca? Tocca un tasto, vieni. Ragazzi, allora, Peppe, un vecchio successo del maestro Giovanni Rezzosi, di cui hai augurato tu, che lo dedichiamo live. A me piace
già fame, ne va, Ma già va, ma ne va a vedere, non ride stasera, ma va a tua. Ma metti scorno quando torna a casa e ti venga a pigliare. L'anello se ne Ma non va. si accorge che t'ha giocato. Ma questo è il vocabolo che usa Gianni, che non fanno tutti. Quelle parole sciosciovie. Fammi vedere. Di notte, solo di notte, solo di Giulietta, un bacio alla famiglia Finocchiaro. Sì, siamo finocchiati. Sai che ho visto l'intervista della figlia con Red Ron? Ah sì, molto brava. E con Roberta, ammiravano più, c'era Facchinetti, e ammiravano più il movimento e la tecnica che aveva nel suonare la chitarra, in quanto la voce, una cosa molto strana, una voce molto strana, molto però guardavano il movimento Come suonava lo strumento. sì. Brava Roberta, Però loro non sapevano penso da papà. che non sapevano da quale famiglia discendeva, ma noi in Sicilia sappiamo tutti chi è la famiglia Finocchiaro. Qui salutiamo, diamo un A bacio. parte questo, poi lui è un grandissimo arrangiatore. Secondo me forse il più grande, lo posso dire. Parliamo di Salvo Finocchiaro? Salvo Finocchiaro mi ha fatto degli arrangiamenti tipo non saprei mai quanto mi costa passare una vita ma senza di te. Ma tanti, ma a te ti ha arrangiato mai qualcosa? Sì, Angelo mio mi ha fatto. Poi dobbiamo dare però anche merito al proseguo, Mario Parisi. Mario Parisi diciamo che è stato una mia Salutiamo Mario. scelta nel farmi gli arrangiamenti, no? Il proseguo. Poi ho visto che se la cavicchiava e ho detto da oggi in poi farai il mio arrangiatore Mi ha fatto e il mio pianista. quasi 2 album, mi ha fatto a memoria Parisi. Sì. Salutiamo a Mario, un bacio. Mario è stato quello che ha inventato l'introduzione di numero 8. Il pianoforte distorto della tua Questa è una frase sua, questa è una frase Meravigliosamente. meravigliosamente fai amore, ma sfumo tutte bene, chiamata sei tu. Questa cosa l'ho voluta fare un po', più diversa. Hai visto quanto siamo che qua prendono lì? Con un sound diverso, non te l'ho detto mai, Non te l'ho detto mai. morire. Mario Parisi ha lanciato delle belle cose. Posso parlare? E vogliamo parlare un po' di Pandosiani. Io sto andando a missare, sto continuando. Missare sapete cosa significa missare, no? Missare vuol dire mettere a posto i suoni. Vabbè, ma mai più. Poi c'è il reverbero alla Vezzosi, il reverbero alla Vandetta. Siamo sempre del sociale, però l'aveva detto. No, c'è lei. Quando Io si sai notte le cosa voglio dire in lei diretta? alla Sai cosa voglio dire in diretta? Che sei rimasto sempre quello che mi chiamava e io venivo a casa con la mia Per me tastiera. sono numero uno. Magari Sei rimasto sempre. Ma no, perché se eravamo sempre siamo in diretta. sei rimasto sempre lo stesso. Ma non quando ci vediamo a Catania. Anzi, lui mi vuole bene quando ci vediamo fuori da Ora Catania. la divertiamo. Lui si permette di venirmi all'hotel a svegliarmi. Mentre gli impresari dicono: no, non lo svegliare che Vezzosi si offende. Oh, no, con me non si offende. È l'unico che può bussare la porta. Chi è? Pandetto. Bastardo, guarda, ed è rimasto. Ma che può dire a fare? Oh, ma tu ci pensi a fare? Sei rimasto sempre lo stesso, così ne tanti anni fa. A me se la stai prendendo, ragazzi. Ti piacevi cantare e veniva a casa tua. E suonavo come te, fammi che sta poi di estate, non forniva mai cantare. E fu Pandetta a chi lui ora, e poi che fatto, t'ho visto cantare. A 19 non si autostrada, si testimone sta celebrità, sai quanti pochi d'estate mi piace,